Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, Voce del Friuli come sempre all'interno della nostra pagina informativa. È venuta a trovarci l'onorevole Serena Pellegrino, sinistra italiana, ma quest'oggi più che da politica è stata chiamata in qualità di tecnico, cioè di architetto. Si è parlato in occasione appunto della morte, dei funerali dell'onorevole Giuseppe Zamberletti, della figura di Zamberletti, quello che ha fatto e sappiamo insomma per il Friuli Venezia Giulia durante il periodo del sisma del 76, ma ci si è dimenticati della vera figura che affiancava Zamberletti, cioè quel Comelli, padre della regione, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, che di fatto e anche possiamo dire de jure ha operato poi per lo sviluppo della regione, e forse lei è stata una delle poche che attraverso Facebook ha sottolineato questa dimenticanza. Sì, mi è sembrato anche strano di essere stata l'unica a farlo. Poi tra l'altro ero bambina, perché insomma non avevo neanche 10 anni quando è successo, e noi bambini quando vedevamo passare l'elicottero di Zamberletti insomma ci sembrava di vedere il Salvatore. Poi mano a mano che sono cresciuta, che ho fatto l'università, che sono diventata un architetto, mi sono resa conto di quello che era accaduto. Insomma, dobbiamo anche pensare che la ricostruzione è stata fatta in 20 anni, non è che abbiamo fatto la ricostruzione in 3-4 anni, per cui accade il terremoto di Amatrice fra 3 anni, deve essere tutto fatto e finito. No, è stato fatto un processo lungo, capillare. Senz'altro i contributi sono stati dati, perché più o meno si è fatto un confronto che potrebbe essere attorno, nei 20 anni ovviamente, intorno ai 20 miliardi di euro equivalenti, insomma, aggiornati ad oggi, per cui è stato dato un importante contributo. Ma non è solo quello il contributo, perché anche all'Aquila è stato dato il contributo, anche ad Avellino, insomma, i contributi sono stati dati. È che c'è stata una filiera importante, e quando, soprattutto in questi anni in cui ci sono stati questi terremoti e regolarmente l'argomento veniva posto al tavolo della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, si faceva menzione al modello Friuli, e non ho mancato mai occasione per poter dire che quel modello Friuli, non voglio dire che sia irreplicabile, ripetibile, ma è stato eccezionale quella ricostruzione, perché tutti, davvero tutti quanti, anche i consiglieri regionali, quelli del PC dell'epoca, della DC, tutti assieme si sono posti in un atteggiamento proficuo nei confronti della ricostruzione. Possiamo dire che all'epoca i nostri politici, sia a livello regionale sia a livello locale, si sono tolti, come si dice, le mostrine, no? Le varie mostrine politiche, e da destra fino a sinistra tutti hanno collaborato per un unico obiettivo, quello di ricostruire subito e mettere in piedi subito il Friuli. Sì, e questo è evidente che è accaduto, a parte dalle testimonianze, dalle tante testimonianze delle persone come Franceschino Barazzutti, ma insomma non solo lui, insomma ci sono tantissime testimonianze dei consiglieri regionali dell'epoca e anche della giunta dell'epoca e anche del presidente Comelli. Insomma, capiamoci, la filiera, certo in quel caso era la filiera monocolore, no? Democristiana, avevamo la giunta regionale democristiana, il presidente democristiano, poi c'era Aldo Moro che aveva incaricato il commissario Zamberletti, ma in quella circostanza i consiglieri del Partito Comunista sono stati veramente eccezionali e hanno lavorato da collante tra la giunta e il consiglio regionale e tutti i sindaci che si erano messi tutti insieme facendo un'unica cordata, tant'è che l'episodio, quello famoso, no, che sappiamo di quell'unico sindaco che ha preso un po' la strada scantonato, è stato immediatamente emarginato, perché non si voleva che quell'episodio lì poi inficiasse tutto il resto del percorso, ma tutti, la curia, e poi sono state fatte delle leggi ad hoc regionali, certamente non la regione a statuto speciale, tutto quello che si vuole, ma anche in altre regioni a statuto speciale questo non è comunque accaduto. Basta vedere il Belice, insomma, ci sono ancora le baracche, insomma, ecco, c'è una bella differenza. Purtroppo questo lo dobbiamo dire. Secondo lei, diciamo, molti hanno detto che c'è stato il famoso anno zero, no? Perché da quel 76 di fatto nasce anche la protezione civile, nasce un sistema anche di operatività e di intervento immediato rispetto a quello che accadeva prima. Molti
diciamo fuori dalla nostra regione hanno puntato il dito dicendo ma vabbè, ma in Friuli avevate i militari, dunque gli interventi sono stati più rapidi. Questo l'ho sottolineato anche io. Via dicendo. Però lei mi insegna che nessuno nasce imparato, nel senso che se non c'è una mente pensante, esatto, che mette assieme tutta questa struttura organizzativa, non è che in pochi giorni riesce ad operare e ad intervenire insomma in breve tempo in una zona insomma abbastanza vasta con 110 comuni interessati. Assolutamente, certo, io l'ho sottolineato, l'intervento dell'esercito c'è stato, cioè, è inutile nasconderci, avevamo manodopera a buon prezzo, ecco, perché questi ragazzi che facevano la leva in Friuli erano tantissimi, io lo ricordo, poi all'epoca mio papà comunque era nell'esercito, non era tra i militari di leva ovviamente, ma era sì, insomma, operativo, e quindi ricordo bene anche in prima persona questa vicenda. Sicuro, nella settimana successiva le colonne dei camion hanno preso e sono andate in carne nella montagna e hanno attivato immediatamente i primi soccorsi, però anche lì è evidente che c'è stata una mente che ha dato le giuste direttive per poter operare in tal senso, e poi certamente la protezione civile che nasce proprio in quella circostanza, in quella sede, poi è stata ovviamente il frutto, l'abbiamo visto poi nel resto d'Italia, ha dato la spinta sicuramente, poi con tutte le certo, diciamo, luci e ombre della protezione civile che sappiamo bene, insomma, non essere proprio così 100% cristallina in alcune circostanze. Io non ho paura a dichiararlo e a denunciarlo, l'ho fatto più volte. Mi piacerebbe che la protezione civile avesse veramente il ruolo della protezione civile e non che privasse gli altri organismi, come per esempio quello dei vigili del fuoco, che penso che sia un servizio molto importante che deve comunque essere mantenuto. La protezione civile rimane, no? Sì, ma la protezione civile rimane comunque un organismo di volontari, mentre i professionisti devono essere da un'altra parte. Chiaro. Senta, allora si è parlato tanto di questi funerali appunto di Zamberletti, si è ricordato più volte insomma la figura dell'allora sottosegretario, poi diventato ministro nell'81 della protezione civile. Abbiamo detto anche una cosa importante, no? Qui si è fatto squadra, Zamberletti è arrivato con le chiavi in mano, no? Perché aveva le chiavi del governo, la macchina doveva essere messa in moto, no? Però c'era sia la benzina e sia tutto il resto. Quello che poi non è successo, e lo stesso Zamberletti lo ha ammesso, perché era una persona, io personalmente l'ho conosciuto, ed era una persona che non è che si faceva pubblicità, no? Io sono l'uomo che ha ricostruito il Friuli, no? È una persona che ha sempre dato a Cesare quello che è di Cesare, dando i meriti ai sindaci. Per questo lui, quando veniva chiamato in Friuli, veniva volentieri, perché sapeva di parlare con la gente senza nessun problema, non c'era chi doveva essere il primo, il secondo, il terzo. Purtroppo queste cose non sono capitate nel terremoto dell'Irpinia e della Lucania, no? Infatti anche questo l'ho voluto sottolineare, anche perché quando ho avuto l'occasione di conoscere Zamberletti in una cerimonia a cui lui ha partecipato un paio d'anni fa alla Camera, ci tenevo, insomma, intanto a ringraziarlo per quello che aveva fatto per noi, per la nostra terra, e anche poi quello che è stato per me personalmente, perché io sono convinta che non sarei stata mai l'architetto che sono oggi, con i valori che ho oggi, se non ci fosse stato quell'episodio. Soprattutto, insomma, la percezione dell'incommensurabile che è il terremoto, e quindi tu sei assolutamente impotente, ma che poi al contorno può essere invece molto importante e contribuire positivamente a quello che accade post terremoto, se tu coordini bene e metti in campo tutte le tue competenze e quello che hai a disposizione come capitale intellettuale. E in quella circostanza gliel'ho voluto dire a Zamberletti, e gli ho voluto dire anche, visto tutte le vicende che mi capitavano così sottoposte alla commissione ambiente, degli altri vari terremoti, e ci ho tenuto a precisargli. Ho detto: ma senta, commissario Zamberletti, però io ritengo, ma gliel'ho data come un dato oggettivo, che lei sia stato determinante nell'affrontare la problematica del terremoto del Friuli Venezia Giulia, ma 4 anni dopo, ad Avellino,
E non è accaduta la stessa cosa, anzi, io mi sono anche presa un po' di strali qualche anno fa quando ho fatto una dichiarazione dicendo che Avellino purtroppo è un po' l'emblema della bruttezza. Se qualcuno è andato ad Avellino ha visto che la ricostruzione è stata fatta proprio esattamente come le costruzioni le più brutte degli anni '80, quella ricostruzione così un po' più che di architettura, neanche di edilizia, ma più di cubatura, insomma. Sì, si è ridato una casa, ma non si è pensato alla qualità del costruito. Noi abbiamo l'esempio di Venzone, che è un esempio importante, no? Dell'obiettivo del dove era com'era, dove era com'era, insomma, con le case del signor Ciccio, messo, tutti i sassolini messi da una parte, numerati, con un lavoro certosino, ma cuorale. Ecco, io questo metto come primo obiettivo. La casa non è soltanto la bellezza estetica della casa, ma l'anima. Quel paese ancora adesso lo si vede che vive della sua anima, tant'è che è stato definito uno dei borghi più belli d'Italia, anzi il borgo dei borghi più belli d'Italia. Ecco, in Avellino questo non è accaduto ed è un peccato, perché la cultura campana, comunque il substrato, la storia della Campania, della bellezza, insomma, abbiamo i Borboni, chiunque va al sud vede straripante la sua bellezza, cosa che il Friuli per esempio non aveva così tanto in termini di quantità, eppure quel poco che noi avevamo l'abbiamo con tanta attenzione l'abbiamo ricostruito e l'abbiamo rimesso in piedi. Senta, per concludere, però dobbiamo fare anche una nota a margine per quanto riguarda i funerali di Zamberletti. Tutti i comuni del Friuli colpiti dal terremoto hanno partecipato, ricordiamo, hanno partecipato con i primi cittadini, comunque, o con i consiglieri delegati, ma hanno fatto la presenza con tanto di gonfalone. L'unico che non aveva il gonfalone era il comune di Udine. E questo devo ringraziare Gianfranco Leonarduzzi, che è stato l'unico che ha avuto il coraggio di sottolineare questo. Cioè, come si fa onestamente a mandare una delegazione, adesso io dico, c'è il sindaco Fontanini e dico questo, come si fa a mandare una delegazione a rappresentare un comune? Udine è la capitale del Friuli, riconosciuta da tutti. Anche dal sindaco, dal sindaco, che cioè, ci ha fatto le al sue di là del fatto che vi mandi questo. un consigliere delegato perché forse il sindaco aveva altri impegni, visto che ha degli impegni abbastanza rabbiosi all'interno della giunta, e sappiamo che insomma altro che terremoto del 76, però io dico, prima di fare figure barbine, per non dire un'altra cosa più corretta, cioè, non so chi è quel genio della lampada che ha fatto partire tutta la colonna e si è dimenticato il gonfalone a casa. Cioè, rappresentare il comune di Udine in un importante avvenimento come il funerale di Zamberletti dimenticandosi il gonfalone, beh, onestamente altro che, come avrebbe detto Emilio Fede, ma che figura di... scusate. Beh, diciamo così, insomma, io non credo che ci sia stata una volontà politica, diciamo che ogni tanto non ci sono i collegamenti fra le parti. Forse non ci sono i collegamenti, e forse io così lancerei un messaggio al sindaco Fontanini che si occupasse un po' di più della nostra città con dei progetti seri, concreti. Lui ormai è a 3/4 del primo anno, e che cominciasse a mettere veramente dei punti fermi su dei progetti, e che in questo momento, piuttosto che pensare alle diatribe interne che sono comprensibili, visto quello che sta accadendo anche a livello nazionale, che probabilmente si riverbera anche sul nostro comune, sul nostro territorio, ecco, che punti ad amministrare bene la nostra città. Ci sono tante cose ancora importanti da fare, che non butti via tutto quello che è stato fatto nei 10 anni precedenti, e che si faccia venire qualche idea buona, così anche per noi cittadini. Ma guardate che le idee non restano nel cassetto, perché probabilmente c'è il fantasma di Napoleone che ogni tanto passa e porta via le idee, non può capitare, per amor di Dio, c'è questo famoso fantasma di Napoleone. Allora, io ringrazio, parliamo di robe serie, ringrazio comunque l'onorevole Pellegrino per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, e adesso come sempre la seconda parte della pagina informativa con il nostro video giornale. Per quanto ci riguarda noi torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, mandi.